Nazione, Ammanca Pro Sindipendenza e Confederazione Sindacale Sarda chiedono alla politica di intervenire per evitare che il credito sardo finisca nelle mani della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Questa mattina hanno incontrato il presidente Cappellacci, ci riferisce Giuseppe Giuliani. È la prima volta che il pesce piccolo mangia il pesce grande. Sardigna Nazione, Ammanca Pro Sindipendenza, Confederazione Sindacale Sarda sintetizzano così la situazione che vede da una parte la Banca Popolare per l'Emilia Romagna e dall'altra il Banco di Sardegna, che, dicono, rischia di essere fagocitato. Hanno incontrato il presidente della regione e chiederanno anche al Consiglio regionale di intervenire. Nell'ottobre scorso, denunciano gli indipendentisti, BPR e Banco di Sardegna hanno firmato un patto parasociale che permetterà alla Banca per l'Emilia di acquistare altre quote di azioni della fondazione, in pratica gratis. Non possiamo permettere, dicono, che si mettano le mani sul credito sardo con tutte le ripercussioni anche in termini di occupazione che ne conseguono. Certo, nel 2001 la BPR ha emesso delle obbligazioni che sono delle cambiali praticamente e ha comprato, queste obbligazioni sono state comprate dalla Fondazione Banco di Sardegna, con i soldi della Fondazione la BPR si è comprato il Banco di Sardegna senza spendere un soldo. Quelle obbligazioni sono ancora lì. Cioè non sono state evase, non sono state trasformate né in capitale finanziario né in azioni della BPR. Adesso vuole dare l'assalto anche all'ulteriore 49% che rimane in mano alla Fondazione Banco di Sardegna. Avete incontrato il presidente Cappellacci, che cosa vi ha detto in proposito? Ci ha detto che lui già nel 2001 aveva denunciato queste questioni e le aveva riprese nel 2011 con un comunicato stampa. Però poi la cosa era morta lì perché ci sono poteri forti relativamente al credito in Sardegna. Il problema adesso è che noi abbiamo impegnato il Presidente perché sensibilizzi, perché intanto venga in possesso lui ufficialmente della documentazione, di ciò che gli abbiamo detto, di questo nuovo accordo che risale all'ottobre del 2012. Le conseguenze di questa situazione saranno un ulteriore generale impoverimento di quella che è la nostra economia, con un'ulteriore difficoltà dell'accesso al credito, con dei tassi che saranno assolutamente svantaggiosi per i sardi e saranno vantaggiosi per le imprese italiane che verranno a investire in Sardegna e quindi faranno affari in Sardegna ma tenendo comunque la loro fiscalità in Italia.